Il mare calmo di questi giorni e soprattutto la temperatura alta hanno incoraggiato la partenza di numerose imbarcazioni piccoli e grandi, ma fortunatamente questa volta hanno raggiunto tutti la terraferma, Lampedusa. Un barchino con una trentina di migranti si è ribaltato dopo l'arrivo della Guardia di Finanza nel cuore della notte a circa 4 miglia dall'isola. Fortunatamente tutte le 31 persone che erano a bordo dello scafo sono state salvate. I finanzieri sono riusciti a mettere tutti in salvo e a quanto pare non vi sarebbero dispersi. Poco prima era stato scortato un barcone con a bordo 186 migranti di varie nazionalità fino al porto di Lampedusa e due diversi gruppi sono stati portati all'hotspot. Un secondo barchino con a bordo 12 tunisini è stato soccorso sempre al largo dell'isola. Il piccolo gruppo di migranti è stato già portato all'hotspot di Contrada Imbriacola, dove si trovano ad oggi circa 780 ospiti, una sorte diversa da quella accaduta pochi giorni addietro con il naufragio di mercoledì scorso e la tragedia di 2 donne e 3 uomini più il piccolo Youssef di appena 6 mesi soccorso dalla nave della ONG spagnola Open Arms, deceduto nonostante le ripetute richieste d'aiuto della stessa ONG. Ed il sindaco Toto Martello ha deciso di pubblicare su Facebook la foto della piccola bara bianca. Non è stato facile decidere di pubblicare questa foto che racconta la cruda realtà. Adesso il piccolo Youssef riposa nel cimitero di Lampedusa. Non ci sono parole per descrivere il dolore della madre che fino all'ultimo è stata accanto a quella della bara. Storie di infinite tristezze che non verremmo mai vedere.